Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Pierce e bentornati in un'altra campagna su Rome 2 Total War. È guerra signore, è guerra con i party. Guardate qua il confine enorme che abbiamo con loro, beh a parte loro che sono diciamo neutrali per ora, però guardate il confine estesissimo che abbiamo contro di loro. E questo è un bel problema, tra l'altro una, due, tre, quattro flotte che vanno nel Mar Nero a girare, è un bel problema che possono attaccarci una, due, tre città direttamente, volendo ci sarebbe anche l'insediamento di Nicomedia. Insomma, la situazione è tosta, loro sono anche abbastanza pesantemente armati, hanno un esercito che è questo, che sta marciando sui nostri territori per andare a attaccare questo insediamento qui, quello di Atra. E insomma è un bel problema. Noi abbiamo due legioni qui ferme, stanziate, che hanno appena conquistato Petra e che si stanno ricaricando, in particolare questa legione qui, quella di Appio Giulio, che prevedo di far spostare prima in questo insediamento e poi far scorrere ed arrivare in quest'altro insediamento qui, in modo tale da avere la regione della Mesopotamia sotto il nostro controllo, comunque sotto il nostro dominio. Qui bisogna resistere automaticamente, cioè per forza, perché se perdiamo questo insediamento si apre la strada verso l'insediamento di Edessa e verso quello di Dura, e poi da qui in poi è tutto un massacro totale. Qui abbiamo un altro esercito che probabilmente sta andando a difendere Dura e in supporto a quest'altra legione. Vedremo un attimo cosa fare. Sicuramente questo è il primo insediamento che abbiamo proprio sui confini, vicinissimo. Gli altri già li vedo un po' più lontani, secondo me questo ci darà un vantaggio. Un altro duro colpo che dobbiamo infierire assolutamente alla party prima di programmare un'invasione totale, quello di andare a prendere l'insediamento di Trapezus, che però ci viene molto difficile perché abbiamo l'insediamento di Carana che è vicinissimo all'insediamento di Artax e noi non sappiamo che cosa c'è qui, quindi qua dobbiamo mandare una spia per controllare tutta questa zona. Sappiamo che a Trapezus non c'è nessuno per ora, noi abbiamo una legione qui che però è messa abbastanza male, siamo a metà circa di riempimento, ci impiegherebbe 2 turni almeno per arrivare qua, insomma non è facile la situazione, e tra l'altro loro potrebbero anche chiedere il permesso e passare da questi alleati, cioè alleati, da quest'altro diciamo impero, cioè scusate impero, no, non volevo dire impero, da questo altro giocatore, che potrebbe dargli il permesso e ci potrebbe dare dei problemi perché attaccherebbero direttamente Armosata, questo insediamento che è quello che tiene all'interno una caserma che si sta pian piano sviluppando e che ci darebbe la capacità di rinforzo in questa zona qua. Quindi è veramente difficile, è veramente difficile, non è di semplice gestione questa guerra totale. Inoltre abbiamo una legione qui che sta rientrando, quella del generale settimo Fundano Culleo, e dovrebbe andare a difendere questa zona dall'attacco navale loro, però anche qua dobbiamo incrociare le dita che non vengano a darci fastidio in queste zone. E inoltre qui abbiamo 3 legioni, una qui sul confine pronta per un eventuale, diciamo come monito, ecco, all'insediamento di Unobana, di evitare di dichiararci guerra a cavolo, questa che sta andando nel Vesonto per riprendere diciamo il possesso dei confini, e quest'altra che probabilmente si stanzierà nell'insediamento di Noria, oppure adesso non mi ricordo se l'avevo lasciata qui apposta, o comunque l'idea è quella di difendere questa zona qui con questa legione, questa con questa qui e queste zone qua. E insomma non siamo messi proprio al top, non siamo messi proprio al top. Mi piacerebbe liberare l'insediamento di Trapezus per avere un alleato forte in questa zona, però probabilmente me lo terrò per me perché i due, questo insediamento qui con questi 1 e 2, se non è, no, 1, 2, 3, 4 fanno tutta una provincia, che è una provincia abbastanza potente, soprattutto per il controllo del Mar Nero, quindi direi che è abbastanza importante. Il nostro problema è che le flotte sono messe molto molto male.
Adesso potrei andare a ripompare quella del dittatore Publio Giulio Rutilio in modo tale da cercare di contenere questo enorme potenza navale loro, perlomeno almeno per difendere l'insediamento di Sinope e correre in difesa di questi altri due insediamenti se ce n'è bisogno. L'altra imbarcazione invece è ferma qui nel porto di Alessandria, però non è che siamo messi proprio benissimo. Vediamo cosa fare. I soldi non ci mancano, i soldi non ci mancano. Un'opzione 1 sarebbe quella di prendere il nostro alleato Kush, che il commercio con lui mi darebbe ben 1500 cocuzze a giro, e corromperlo per aprire le rotte commerciali. Il problema è che l'apertura delle rotte commerciali con Kush, al di là del fatto che ci sarebbe un gradino in più per non farci attaccare, però ci costa solo 10.000 denari. Ho già fatto dei tentativi, quindi vi posso assicurare che costa 10.000 denari. 10.000 denari vuol dire azzerare il budget a noi, cioè dimezzarlo, il che non è proprio bellissimo con un'entrata in guerra e con tanti insediamenti da sistemare. Allora andiamo sicuramente a fare il paese romano qui in modo tale da potenziare questa cittadina che rimarrà nelle retrovie ma sarà importantissima. Sperando che questi non facciano il passaggio e non siano Volta Gabbana, manterrei la legione qui. Questa necessita di essere rifornita, quindi adesso lo andremo a fare. Non abbiamo neanche gli uomini semplici, allora li andiamo a mettere. Sono già 17. Io non metterei, vediamo se c'è un po' di artiglieria. Sì, allora prendiamoci 2 artiglierie. No, possiamo solo una, va bene. Già il fatto di avere la legione prima italica pompata in questo modo è già buono in questa zona. Mi consentirebbe di andare ad attaccare Trapessus, magari in concomitanza con la legione 13ª Marzia, visto che sono vicine. Quindi magari in supporto potrei sganciarmi temporaneamente da qua. Ci rimane solo 3.000 però, ragazzi. Mamma mia, quanto costa mantenere Roma. Allora facciamo delle navi un po' più corpose. È finita qua, anzi finita così in realtà. Devo richiamare adesso le mie spie. Qui vediamo se riesco a fargli una nave in più. Sì, posso fargli questa. Costano molto di più qua le navi però, porca miseria. Costano molto di più. Vabbè. Niente, dai, ne facciamo una. Allora, l'idea è quella proprio di cercare di contenere la prima ondata, perché ne arriveranno parecchie. Questa legione appunto dovrà arrivare in questo insediamento. Il problema è che ha bisogno di recuperare. Ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole tempo. Questa potrebbe essere la nostra salvezza. Si è già spostata, purtroppo. Insediamento di Dura. Vediamo. Potrei effettivamente mandarla ad Atra in appoggio e poi scendere a Ctesifonte, oppure andare direttamente a Ctesifonte. Però dovrei passare da qua. No. Qui ci sono... Allora, c'è un ponte qua. Qui c'è un altro ponte. No, sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Quindi potrei mandarla qui in appoggio a questo punto. Ok. Allora, facciamo scendere questa legione, che non è messa così bene. Facciamola scendere. Ok. E niente, il resto lo manteniamo così e vediamo il prossimo turno cosa ci riserva. Noi stiamo facendo l'organizzazione a corti, che ci darà degli uomini ancora più potenti da schierare. E per quanto riguarda invece la Repubblica, dove siamo, abbiamo un controllo del 46%. Per passare a impero ci vuole un 65%, quindi bisognerà sforzarsi per cercare di portarci a impero, ma adesso vedremo. Ah, non ho spostato la spia, porca maledizione. Vabbè. Qui l'altra spia è arrivata, ci fa vedere un po' qual è la situazione. Aiulobana.
E questi? No, brutta storia. Brutta storia. Stanno puntando all'insediamento di Addumatu. Ah, qua vanno a Sinope, attenzione. Aia. Aia, aia, aia. Tre navi. Tre navi. Però noi abbiamo, ragazzi, abbiamo comunque la Legione Prima Italica che ci può entrare in difesa e abbiamo tanti uomini. Andiamo a giocarcela questa, ragazzi. Loro hanno tanto tiro, non hanno tanti uomini però d'assedio, eh. E infatti ci dà vincitore. 61-58. Ma io quasi quasi non la vado non andrei neanche a giocare quasi quasi. Non lo so. Perché comunque il 61 non è male, eh. Considerando che avremo tante perdite regionali. Abbiamo loro belli tosti. No dai, facciamo che la andiamo a giocare, perché è necessario. Cerchiamo di infliggergli più danni possibili. Vediamo se riusciamo. Ok, allora. Ah, ma siamo per mare, no? Ah, ok, madonna ragazzi, mi sono spaventato. Ho detto, cavoli, c'è qualcosa che non ho considerato. Ok, allora vado a disporre le truppe. Noi ci vediamo fra 2 secondi per voi. Allora, mi sono posizionato in questo modo. Non c'è molto da dire, in realtà li ho messi abbastanza in periferia. Vediamo un attimo loro come si comporteranno. Vediamo poi la prima legione entrare in battaglia. Vediamo da dove arriva. Comunque dovrebbe arrivare da queste zone più o meno. Mentre arrivano anche i rinforzi nemici. Le navi, queste qua, le facciamo rientrare sulla costa. No, non me lo fa fare, ottimo. Perché non me lo fa, perché non mi fa sbarcare? Vorrei capire. Ok, qua sì. Ok, facciamole rientrare. Non ha senso tenerle in mare, anche perché questi mi falciano. Eccola qui la Legione Prima Italica che è comparsa. Eccola qua. Portiamo tutti subito qua. 3 hours later. Ok, sono sbarcati. Niente, quello che faremo noi adesso è prendere le frecce. Finché non arrivano i legionari, l'obiettivo è prendere più tiro possibile. Mettiamo insieme anche questi. Ok, lasciamoli disporre. Eccoli qua che iniziano a tirarci. E noi ce ne freghiamo. Anzi, li mettiamo proprio in bella vista, in modo tale che finiscano le munizioni su di loro. Anzi, io quasi quasi li manderei proprio all'attacco. Adesso vediamo. Ok, avviciniamo un po' le cavallerie. Ok, stanno arrivando. Fermi. Vai, tirate ragazzi contro questi. E se ci va di culo gli facciamo fuori il generale dalla distanza. Insomma. Ok, piano piano ci stiamo muovendo. Ok, spostatevi di qua voi. Ok. Ok, l'attacco si sta concentrando tutto in queste zone. Attenzione. Vai. Ok, i primi legionari sono arrivati. Spingiamo in avanti. Ok. Ok, portiamo avanti anche loro. Ok. Ok, andiamo a fare
pulizia. Loro però non li vogliono, non li voglio che attacchino. Vogliono che ci pensino prima i nostri. Grandi i nostri che resistono. Grandissimi. Qui abbiamo il generale. Ok, va bene. Ma riporterei anche questi qua, quasi quasi. Però vabbè, dai, teniamoli qua. Teniamoli qui. Ok. Dai, forza ragazzi. Grandissimi, grandissimi. Nonostante la presenza del generale, grandissimi. Bene, anche qua stiamo vincendo. Forza. Ok, adesso arriva finalmente. Arrivano i veri legionari. Ok. Ok. Scontro con gli arcieri, ottimo. Adesso li falciamo tutti e poi ci allontaniamo. Ottimo, ok. Primi a andare via. Attenzione perché il tiro potrebbe danneggiarci parecchio. Ora facciamo gli altri. Andiamo a rompergli le scatole qua. Per ora teniamo la legione tranquilla. Adesso magari avanza anche con le mie truppe per dargli supporto loro. Ok, per ora non ci stanno facendo nessun danno, 0, ottimo. Ok, qui li stiamo cacciando, ottimo. Perfetto, ancora, attaccate ancora. Ok, avanzate. Anzi, andate a prendere il generale. Ok, voi vi schierate qua. Buona. Ok, attenzione alle lance che potrebbe darci un po' di fastidio. Adesso ci allontaniamo. Ok, allontaniamoci. Anzi, veniamo da dietro questi. Ok, qui il generale è in difficoltà. Ok, qui c'è l'impatto con la cavalleria. Ok, bene, li abbiamo presi. Cavalleria indietro. Voi anche indietro a questo punto. Ok, ora diamo poca volontà. Se ne hanno bisogno. Ok, qui il generale è stato sconfitto. Ora avanziamo noi. Ok. Qua. Cavalleria su di qui. Andiamo a prendere gli arcieri isolati. Ok, avanti con gli arcieri. Ok, qui stiamo cercando di snobbolare un po' con le truppe che abbiamo. Perfetto. No ragazzi, però non così, non sprecate il tiro così sulla folla, per favore. Dai, un tiro qua, fatemelo per favore. Ok, qui è andata bene. Ok. Ok, tirate su questi, grazie. Tirate anche su questi, per favore. Giratevi. Ok, fateli falciare. Ok, dai, dai ragazzi, forza. Ma non è che fate molto danno, Ok, adesso sì, ci siamo. Ok. Vai, adesso tirate su questi, per favore. Ok. Andiamo qua. Mamma mia, cavalleria indomita, signori. Ok. Adesso vado a dargli un po' di manforte a questi perché non sono proprio al top. Ok, dai, facciamo fuori questi arcieri. Forza, ok, perfetto. Qua, scendete qua. Forza. Adesso usiamo il nostro generale per dare manforte ai miei. Un bel raduna.
E anche un'ispira. Ok, attenzione. Ok, stiamo subendo un po'. Meglio allontanarci a questo punto, perché qua la situa non è proprio il massimo. Colpiamo anche questi da dietro, va, tanto che ci siamo. Così facciamo scappare. Ok, e adesso allontaniamoci. Ok, qua riprendiamoci un attimo, per favore. Ok, è il vostro turno. E anche il vostro. Ottimo. Sì, l'obiettivo mio è far fare tutto a loro. Loro hanno finito le munizioni. Sì, allora entrate in battaglia. Voi mettetevi qui. Ora questi che sono isolati. Ok. No, voi però magari mettetevi qui dietro. C'è l'unità del generale, non si sa mai. Ok, adesso buttiamo dentro i nostri. Iniziamo a entrare all'interno e a distruggerli. Loro stanno sbarcando qui però, dietro le nostre linee. Questa cosa non mi piace affatto. Affatto. Buttiamo i nostri indietro. Ok, attenzione. Ok, qui ci siamo fatti un'altra unità di arcieri. Tutti arcieri questi, quindi li andiamo a mangiare velocemente. Ok, facciamo fuori questi. Ok. Dai, fatti questi, torniamo indietro e ci mangiamo questi qua. Ok. Ok, torniamo indietro subito. Ok, sono arrivati i legionari, questi li porto qua. E qui non ce n'è più per nessuno, signori. Questi, loro sono... possono anche loro venire qui, scusate. Ok. Andiamo dietro. Prendiamoci questi. Ok, ci siamo fatti un'altra unità di arcieri. La cavalleria non è proprio al top, però va bene. Qua. Ecco i nostri che arrivano. Mamma mia, arrivano e fanno man bassa. E fanno man bassa. Vai, mandate dentro le corti. Qua non si ride più. Non si ride più, signori. Sono schiaffoni a destra e schiaffoni a sinistra. 6 hours later. Insistono da questo lato, va bene. Ok. Scappano completamente, va bene. Terminiamo qui la battaglia. Perfetto. Easy, man, easy. Ok, perfetto. Fatemi vedere cosa abbiamo perso noi. Noi abbiamo perso un sacco di uomini di guarnigione, ma neanche tanti. Praticamente 0 legionari. Anzi, ci ha dato un sacco di esperienza. Loro, vabbè, loro massacrati completamente. Soprattutto l'unità da sbarco. Ottimo. Io direi... rilasciamo i prigionieri. Rilasciamoli. Che si riprendino dal mare. Così iniziamo a togliergli un po' di finanze. Ok. Bene, magari adesso la nostra flotta può essere incisiva. Ok, Kush torna indietro.
Mm. Ah, ma questi sono di grano certa. Non sono dei di Trapezius. Ah, interessante questa cosa. Figlio diventato adulto. Diserzione, grado aumentato. Ok, va bene. Allora, fatemi vedere perché qua ci sono tante cose da andare a toccare. Intanto ho sbloccato un bel po' di roba, eh. Ottimo. Porto del furiere, va bene. Carpentiere navale, va bene. Allora, abbiamo comunque delle entrate molto generose, molto generose. Come possiamo vedere, molto generose. Allora, qua mi piacerebbe fare una darsena, giusto per avere un po' di protezione in più. E qua pompiamo un po' di economia. Allora, adesso, se loro non sono i nostri nemici, cioè, non riesco a capire. Scusate, sono i nostri nemici o no? Scusate, ho sbagliato. Dov'è? Qua. Sono i nostri nemici o no? Perché? No, sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Anche se mi dà rossi, però. Però ha il range questo, ok. Allora, portiamo la nostra spia in questa direzione perché io voglio vedere cosa c'è qua, assolutamente, quindi entra e fammi vedere un po'. Ok, va bene, qui almeno siamo sicuri che siamo tranquilli, va bene. Grande alla nostra legione, grande grandezza che ci ha veramente salvato. Perfetto. Allora, qui le navi, no, ma la flotta è ancora troppo debole. Anche se qualche schiaffo. Qui intanto stanno andando a distruzione. Ottimo. Perché secondo me perché non hanno più un porto. Però qui no. Non lo so. Va bene. Allora facciamo rientrare quest'altra legione. E la facciamo rientrare qui. Che ha bisogno assolutamente di recuperare le forze, le energie. Questi chi sono? Pergamo. Ok. Ok, qua dovrebbero recuperare. Teoricamente 20 recenti. Vabbè. Poi vediamo. Qui c'è la difesa e adesso gli diamo qualche altro uomo in più perché questi andranno sicuramente all'attacco. Interessanti questi peregrini. Ma tirano? Bonus di carica. Molto alto il bonus di carica, eh? Interessanti. Hanno anche delle abilità in più. Un morale di base leggermente più basso. Però danni corpo a corpo sono molto grandi. Ma non male, hanno meno difesa, difesa praticamente zero. Sono da attacco. Magari sono più utili per noi questi. Magari sono più utili per come gioco io più che altro. Costano leggermente di meno. Questi sono ancora meglio, tra l'altro. Sì, questi sono ancora meglio. Ma facciamoli. Facciamone un altro paio. Ce li teniamo. Ci riteniamo in saccoccia. Abbiamo un po' meno tiro, un po' più cavalleria in quella legione lì, nella prima italica. Allora, poi un'altra cosa che dobbiamo fare: prendere questa spia e portarla qui. Questa è Nabatene. Ok, non è un esercito nemico, è Nabatene. Cioè sì, è un esercito nemico, ma per quello che non è ancora morta e defunta Nabatene. Ok. Qui stiamo recuperando, ma non mi interessa recuperare troppo. Fatemi vedere, Abumato. Quanto ci vuole loro? Hanno ancora... Hanno questo range qua perché secondo me questo pippotino qui li ha un attimo bloccati. Noi siamo in 16, loro sono in 17. Secondo me un 1 contro 1 lo possiamo fare. Portiamo qui la nostra legione. Qui abbiamo... stiamo soffrendo un po'. Sì. Vabbè, d'altronde stiamo soffrendo un po' il deserto, ma va bene così. Qui lo manteniamo giusto per essere tranquilli. Va bene. Questa legione di Dura, vediamo dove può andare. Allora, qua prima di tutto puoi recuperare degli uomini. Sì. Sì, perché ho tutti questi sbloccati. Allora, facciamo Dura, ok, qua. A Dura gli diamo questo, per forza. E poi gli diamo qualche altra, perché questa fa parte di un'altra provincia, esatto. Quindi finché rimangono a Dura posso
posso dargli delle truppe. E io a questi glieli darei pieni, così li facciamo andare contro Cesifonte. Allora, qui loro hanno però un'artiglieria che prenderei e gliela porterei, quindi ragioniamo su questa cosa. Allora, qui abbiamo pochissima cavalleria, quindi la cavalleria sarà la priorità, anche se poi per un assedio, vabbè, la cavalleria serve fino a un certo punto. E questo sono come sono messi con la cavalleria, 2 di cavalleria. Possiamo lasciargli più cavalleria loro e andarla a recuperare in seguito. Va bene. Allora, qui intanto posso dargli assolutamente meno mantenimento, più capacità di spostamento e più capacità di movimento. Ok, ottimo. Così si possono muovere ancora di più per le strade. No, troppi soldi. Vediamo, qui ci sono 2 insediamenti, ok, va bene. Sinope, vediamo se posso rafforzare ulteriormente. No, anzi. Qui mi dà più ordine. Qua mi dà una guarnigione in più, però onestamente spendere tutti questi soldi per una guarnigione non mi sembra il caso. Piuttosto andiamo a rinforzare la flotta. Allora, uno da tiro, 1, 2. Niente, posso prendere solo 2 alla volta. Va bene, dai, pian piano la sistemiamo. Vediamo cosa possiamo fare qui. Adesso ci sarebbe in realtà bene anche una, come si chiama, una di quelle torri. Ci starebbe bene anche ad Anteia, in realtà ci starebbe bene. Potremmo metterla, in realtà. La andiamo a mettere qui ad Anteia, la torre. Ok. Va bene, ho ancora 19.000 ragazzi, una quantità di denaro infinita. Noreia si sta rinforzando. Qui abbiamo Kelm, va bene. Octodrun, Mediolanum. Vediamo dove posso buttare dentro un po' di gettito. Allora, qui andiamo a fare questo comando per la spia. Qui, bah, onestamente non è che mi faccio impazzire. Qui facciamo, no, facciamo gli ausiliari. Ok, siamo in positivo per quanto riguarda l'umore, va bene. Allora, niente, allora tutti questi soldi qui andiamo a rinforzare queste cittadine a questo punto. Tipo ad Umatu è 0, ci potrebbe stare una cittadina civile, ma non lo so. Cittadina civile, commercio locale, insediamento mercantile, ma potremmo seguire la strada di insediamento mercantile e qui fare una cittadina che ci aumenta il commercio, tariffe commerciali. Oppure reintegro delle unità, no, più ordine. Bah, commercio in realtà, bah, fino a un certo punto, perché non è che mi faccia impazzire. Facciamo commercio. Vabbè, dai, andiamo sul commercio. Vediamo poi. Produttive, commercio, influenza culturale. Allora facciamo bosco sacro. Sì, beh, oddio, non vedo però questa esigenza di fare tutte queste strutture. Che Dura, vabbè, Dura sì, direi che la facciamo. E Atra va bene così, a questo punto. Va bene così. Facciamo che qui togliamo questa temporaneamente. Qui gli lasciamo la cava, togliamo anche questa a questo punto. Io gli farei e andare più su Edessa in realtà. Edessa che però, sì, vabbè, insomma, non è che sia proprio messa al top anche lei. Facciamo qui la parte commerciale. Qui ho già reclutato. Qui potrei reclutare ancora. Allora reclutiamo. No, perché poi la cavalleria ho detto gliela lascio loro, quindi lasciamo così per ora. E Atra. Gli farei un altro commerciale. Ho una torre. Facciamo una torre temporaneamente, poi dopo vediamo.
Va bene, dai signori, i soldi comunque li abbiamo spesi anche a sto giro. Difficile spendere tutti questi soldi, eh. Ormai la Repubblica ha veramente un gettito enorme di denaro, enorme. Il prossimo giro ne prendiamo ben quasi 36.000. Tanti soldi da spendere, ma anche tanto da mantenere, perché comunque ricordiamo che a breve aumenterà anche il quantitativo di uomini all'attivo. Di uomini all'attivo. Qua non siamo messi benissimo, però piano piano sistemeremo il tutto. Va bene, dai, grazie per essere rimasti con me, signori, e noi ci vediamo a una prossima puntata dove tenteremo il primo, diciamo il primo attrito con i parti. Trapezus, preparati perché la prossima sei tu. Va bene, signori, ricordatevi il like, commentino tattico e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.